Ciao a tutti Piadaroli, eccoci qua, ho fatto finalmente una bella partita a Battle.net di Warcraft 3, era un bel po' che non ve la proponevo, comunque è venuta fuori una bella partita secondo me, il mio avversario era un livello 20, quindi comunque vuol dire un giocatore molto attivo, che non necessariamente vuol dire che sia forte, però vuol dire che comunque sta giocando, perché ogni tanto praticamente su Battle.net cosa fanno? Dopo un tot periodo azzerano i livelli per creare un nuovo specie di torneo, per dire, chiamiamolo così. La chiamano la ladder, che sarebbe comunque la classifica. Ogni tanto la resettano. E quindi anch'io mi sono trovato delle volte a livello 1 quando ero invece prima a livello 23-24. Quindi vuol dire solamente che è molto presente. Cominciamo subito a vedere. Allora, lui praticamente comincia qua. Mentre io invece comincio qui. È una pista molto grande, infatti è fatta per 4 giocatori, si può fare di 2 contro 2, eccetera, non è una pista piccola solo per gli 1 contro 1. Comunque intanto cominciamo ad andare avanti con il replay. Sto visualizzando il replay perché faccio fatica a commentare mentre gioco con Warcraft, perché comunque essendo in tempo reale intanto mando avanti veloci queste prime fasi. Essendo in tempo reale sei parecchio concentrato, quindi magari salti delle cose. In ogni caso, allora, io qui sto facendo la tattica quella, diciamo, che si utilizza di solito contro gli elfi, cioè comincio facendo goal per far legna e Edificio completato. vabbè, aspetta che mi metto almeno da me. Ok. Evocazione completata. E successivamente mi faccio un gran massa di gargoyle. E poi dopo dipende anche lui cosa fa. Lui ovviamente usa l'eroe principale degli elfi, il cacciatore di demoni, mentre io invece mi sto facendo l'eroe mio preferito, che sarebbe quel cavaliere della morte, alias Arthas. E qui si comincia ad andare a fare praticamente, si chiama creeping, che l'ho già spiegato altre volte, ovvero esperienza con l'eroe. Così fa anche lui. Lui lo manda anche voi, anche io lo mando da solo. Questa invece è la mia strategia di creeping, diciamo. Cerco subito di fare un cadavere velocemente. E siccome che so che gli elfi in genere con questo eroe qua hanno il potere di rubarti il mana, allora cerco di usarlo il più possibile. Tanto mi faccio 2 scheletrini con l'oggettino che hanno solo i non morti. Il bastone della necromanzia. E via. Qui faccio una bella mossa tra un po', perché gli eroi, come ben sappiamo, chi gioca a Battle.net e chi non gioca glielo dico io, gli eroi in genere, il primo eroe ti parte con un teletrasporto, buona sostanza, gratuito. Poi intanto là che fa i cavoli suoi, nel senso che sta facendo altre cose, ha lasciato l'eroe. Io me ne accorgo, che lo vedo, e cerco di seccarglielo. E lui è costretto a salvarselo sprecando il teletrasporto gratuito. Questa è una cosa molto buona. Infatti da qui lui mi sa che aveva già visto che non ero un cazzone, insomma, come giocatore. Lui sta facendo l'espansione veloce perché avrà una tattica in mente. Intanto con i miei scheletrini, queste qui sono unità evocate tramite quello scetrino che vi ho fatto vedere, che è questo qui, il bastone della necromanzia, che sono a tempo. Le si utilizza per fare il creeping, per fare praticamente sacrificarle dai mostri, in modo tale da mantenere l'eroe con la salute piena. Intanto qui anch'io mi sto espandendo la cittadella, in modo tale da fare altre truppe. Intanto ho fatto il cimitero e una seconda cripta per avere un più slancio con i gargoyle. Qui lui mi è tornato a rompere i coglioni subito, perché praticamente gli elfi con queste strutture di base qua che hanno e che gli forniscono cibo, ma gli curano anche l'unità. Per cui lui è subito pieno. È una cosa molto vantaggiosa per gli elfi che le altre razze non hanno. Qui mi sono seccato lo scheletro da solo per non dargli esperienza, praticamente. Poi mandiamo avanti un pochettino veloce, vediamo cosa succede adesso tra un po'. Faccio vedere solo i momenti salienti, quelli più piano, in maniera normale, insomma, a velocità normale. Qui mi si finisce la struttura. Ah beh, cavolo, qui ero andato. Qui praticamente ero andato a vedere cosa combinava e dove era il mio avversario, insomma. Ho fatto tutto il giro qua sopra. Poi adesso sta facendo creeping qua. E io vado a rompere le balle. E così glielo frego, vedi? Questo vuol dire, si chiama Arras, nel senso disturbo.
Io provo a seccargli l'eroe. Intanto qui mi sono fatto il secondo eroe. No, ma questo era forte come giocatore comunque. Qui cerco di non regalargli esperienza agli eroi. Dal momento che sono un po' in vantaggio. No, in vantaggio lui. Comunque vabbè, di esperienza dico, di eroi. Lui mi comincia a seguire. Io cerco di non fargli beccare il mio scheletrino, però dopo vedremo che ce la farà. Allora, lui comincia a fare i giganti delle montagne. Penso che voglia sia una tattica per distruggermi la base, non lo so. Secondo me ha sbagliato lui andare su quel tipo di truppe lì. Anche perché io poi adesso vado di gargoyle, che sono le unità alate che costano di meno ma che sono molto forti. Praticamente sono molto forti contro altre unità aeree e praticamente anche contro le driadi degli elfi sono potentissimi. Quanto loro non hanno armatura, quindi lo prendono il danno pieno. Buona sostanza, sono il top. Ok. Secondo me tra le unità aeree. E adesso faccio creeping. Cerco di salvarmi ghoul. Quello intanto mi è venuto che rompere, ma vabbè. E qui riescono a seccarmi un ghoul, vabbè, pazienza. E viene lui a rompere le balle con i suoi giganti della montagna. E come cammina? Tum, tum. È molto fastidioso questo come eroe secondario. Qui ho già visto che la situazione non è che potrebbe migliorare, quindi mi ritiro, perché la sua tattica è questa, appunto, di intrappolarmi con una sua abilità alle truppe e poi seccarmele facendo esperienza piano piano, indebolendomi a me. Allora io capisco la sua tattica e mi ritiro e vado avanti a fare quello che invece volevo fare, ovvero farmi la massa di gargoyle. Lui adesso viene a rompere con i giganti per cercare di distruggermi le strutture, però io lo sorprendo perché c'ho le unità, c'ho una massa di unità aeree che lui non mi può attaccare. Tanto che sto facendo l'ultima diciamo espansione della mia struttura principale in modo tale da sbloccarmi i draghi. Potenziamento completato. Qui lo lascio perdere, intanto mi vado a fare un po' di creeping ancora per cercare di avere gli eroi un po' più potenziati, perché lui vedo che non comunque cerca solo di venirmi a rompere le balle, non potenzia i suoi, insomma. Qui torno indietro perché mi sono dimenticato di prendere una cosa, di comprarmi l'oggettino, quello fatto apposta per il mio secondo eroe, che non so se ve l'ho descritto prima, comunque ve lo descrivo. Praticamente è un eroe è forte, però è debole nel corpo a corpo, però è forte perché c'è una magia che rallenta e fa danno un po' alla truppa che tu selezioni, all'unità che tu selezioni più quelle attorno, di danno ghiaccio che rallenta pure, molto forte. Poi c'è altre abilità che comunque dipende dall'uso. C'ha l'abilità che fa l'armatura di ghiaccio, che lo uso contro gli orchi. Quella per prendere quella che sacrifichi truppe per avere mana, che lo usi si usa quando lo usi in monaroe. Quindi praticamente tu usi ghiaccio, poi dopo usi il ghiaccio, ti scarichi il mana, poi per recuperarlo fai gli scheletrini che sono gratuiti e ti recuperi il mana. Però in questo caso non mi serve. Intanto lui si sta cominciando a bardare di driadi, di truppe, anche lui a sua volta alate, quelle più forti che ha, che sono fatte apposta contro le truppe aeree, anche quelle, come i gargoyle. Tanto vado avanti qui a fare il mio creeping, tanto vado avanti che è veloce. Ricerca completata. Vedi, mentre lui sta là in base, intanto ne approfitto per fare esperienza. Io cerco di non farmi seccare truppe, anche se non è facile perché hanno tutte armi da lancio, quindi sono molto efficaci contro le truppe alate. Questa è forma di pietra dei gargoyle, che praticamente gli danno 15 di armatura e intanto si ricaricano la vita.
mentre sono in forma di pietra, poi dopo le riprendi e le ritiri su. Tanto che mi sto facendo anche i draghi nel frattempo. Faccio altri gargoyle. Poi mi sa che mi sono anche potenziato un po' le truppe, se non ricordo male. Sì, io ho messo uno di attacco alle truppe queste qua. Tipo carapace, quelli col carapace, ovvero le bestie, insomma, dai. I ragni, i gargoyle, i destroyer e i draghi. Perché il cimitero praticamente ha i potenziamenti per le unità non morte, proprio tipo ghoul, abomini, scheletri, eccetera, e potenziamenti invece per le bestie, insomma, i gargoyle, i ragni, i destroyer e i draghi. Quindi adesso vado a continuare comunque a fare esperienza con gli eroi, infatti ce l'ho già di livello questo 3 e questo 2. Proprio scomodo sto pulsante per riabbassare, infatti faccio meno più che faccio prima. No, così almeno faccio meglio. Ricerca completata. Qui dove mi sta venendo ad attaccare la base, praticamente si è bardato di antiaeree, buona sostanza. Qui c'è ancora gli eroi deboli, c'è uno di livello 2 e uno di livello 1. Le nostre truppe sono Evocazione sotto attacco. completata. Lui mi viene qui ad attaccare, io vedo che c'è una massa di questi di grifoni, che sono questi qua, quelli che dicevo prima, che sono le unità volanti antiaeree degli elfi, che però attaccano solamente unità aeree, mentre invece i miei gargoyle attaccano anche le unità terrestri, insomma. Qui sono tornato indietro col teletrasporto per evitare di farmi distruggere mezza base. Comincio a farmi anche un po' di ghoul, perché i ghoul sono buoni perché uno evitano di farti, diciamo, accerchiare l'eroe, quindi fanno massa nel campo, e due sono molto comodi come melee, diciamo, come corpo a corpo contro le driadi che hanno armatura sfigata da mago, quindi armatura praticamente nulla, prendono danno pieno da tutti. Adesso tra un po' abbiamo lo scontro finale. Mi sono fatto un paio di draghi perché sono molto potenti contro questo tipo di truppe qua e contro gli eroi. Dove cazzo è andato? Gli infedeli hanno aperto una breccia nelle nostre difese. Contro queste truppe qui gli eroi sono molto potenti. Adesso qui lo lascio un po' sfogare, lo tiene dietro questi, però sono in vantaggio io in ogni caso. Adesso gli do là e poi torno indietro. Lui mi ridà dietro perché mi vuole coppare, vedi, il trucchettino che in genere usano gli elfi, però con me non gonfia. C'è mica scritto coglione in fronte. Così vado a rompere, gli do un po' anche io un po' di esca per attirarlo. Ecco, adesso che comincia lo scontro finale. Cerco di attirarlo qui vicino dove c'è le torrette, poi a bocca. E comincia lo scontro fra i nostri due cadetti. Ok, così almeno si vedono blu e rossi. E io ho aperto tutte praticamente le truppe aeree. E adesso seguo anche tutto il resto. Dopo le driadi vanno giù come niente perché tra corpo a corpo e i gargoyle muoiono subito. Seccato il primo eroe. Seccato il secondo eroe. Lui concepisce che ha perso e se ne va. Infatti ha già lasciato la partita. E praticamente tutto l'esercito pieno, cioè quello che avevo, ma ho seccato poco e niente. E niente, è stata dominata praticamente da me sta partita, anche se lui era di livello alto, quindi comunque è stata una bella partita, il mio avversario era forte, si vedeva anche nelle manovre che faceva. Spero vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!